Oggi facciamo una cosa pazza. Buongiorno bellissimi! Oggi facciamo una cosa un po' più pazza del solito. È una sfida che ho in mente da un sacco di tempo e per motivi vari non sono mai riuscito a proporla. E l'idea è molto semplice, cioè raggiungere la cima di un monte. In questo caso ho selezionato il Gran Monte partendo da Monte Aperta, però farlo scalzo. Sì, mi piace camminare scalzo e volevo testare la resistenza dei miei piedi. Ovviamente con me ho le scarpe nello zaino, quindi anche perché non voglio sfracellarmi i piedi, però nel momento in cui mi rendo conto che non riesco a proseguire mi metto le scarpe e torno indietro, oppure proseguo, vediamo a seconda di come siamo messi. Quindi ovviamente l'obiettivo è fare tutti gli 800 metri di dislivello e le 3 ore e mezza di percorso, ma se dovessi fermarmi tra 200 metri va bene lo stesso, ci proviamo. È una sfida, perciò darò il massimo per raggiungerla, però non a discapito dei miei piedi. Ho portato una cosa per preparare o per almeno aiutare vagamente i miei piedi in questa sfida, ed è la vasellina. Questa è una cosa che utilizzo sempre quando devo fare delle lunghe camminate, perché crea uno strato protettivo sotto i piedi che aiuta molto a ridurre le vesciche. Riduce l'attrito, riduce le vesciche, quindi non lo so, vediamo se ci aiuta. E ha un buon odore e mantiene la pelle morbida. E chissà, magari ci crea anche una protezione dal freddo, magari può creare uno strato molto sottile di isolamento termico. Non ne sono convinto. Tra l'altro vasellina presa in Spagna, forse addirittura durante il Cammino di Santiago. Un'altra cosa che volevo dirvi è che ho cercato di tenere lo zaino il più leggero possibile, perché chiaramente tutto il peso sulle spalle vuol dire peso sui piedi e quindi più dolore e più difficoltà. E ho dimenticato il mio bastone, che avrebbe ridotto ulteriormente il peso sulle palme dei piedi. Le palme dei piedi si dice? Le suole? No, le suole sono quelle delle scarpe. Le palme dei piedi. E quindi appena troverò un bastone lo prenderò, perché sono convinto che possa usare forse questo qua. È già beh, non è il massimo, ma meglio di niente per cominciare. È bagnato, è freddo. Gran Monte, testa grande, ore 3 ore e 30. Ce la faremo? Tan 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 tan. Spero che il sole si alzi tan tan e che non ci siano spine. Allora, non so se è il freddo, ma anzi sicuramente il freddo, perché sento veramente poca sensibilità sotto i piedi, ma non sento troppo dolore, quindi dovrò stare attento intanto a controllare, a fare dei check per essere sicuro di non avere delle feritine, graffi, tagli
che magari non mi sono neanche reso conto di avere per via dell'insensibilità causatami dal freddo. Aia, aia, aia! Qua mi sa che ci sono tante conifere. Gli aghi di pino non sono piacevoli. Ai, 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 ai. Pianino, pianino, un passo alla volta. Ok, siamo partiti da poco, ma direi di fare un primo check piedi e togliamo anche questo. Wow, ci sono 4 gradi, ma col sole si sta da Dio, anche se non so come sta Dio. Ma perfetti! Wow! Onestamente penso che actually la vasellina stia aiutando un po', bella idea. Continuiamo. Ok, il piano è questo. Ora ci troviamo qui, qua di questo pallino. Dobbiamo proseguire su quel sentiero lì, che è il CAI 710, percorrere la cresta del monte e poi riscendere da questo lato. Sarà divertente. Ma abbiamo già fatto un bel pezzettino e i piedi sono ancora perfetti. Ah, ma dai, ancora lì siete. Ok, 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 mi sa che non erano gli aghi e le pigne il terreno peggiore su cui camminare. E ho anche sentito lo sparo di un cacciatore, quindi spero di non sembrare un cervo. Ok, mi sa che farò molte poche riprese di questo genere sui ghiaioni. Qui si sente bene anche il freddo. Porca bestia. Voglio calore sotto i miei piedi. Piano, 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 con calma, un passetto alla volta. Questo è allenamento. Diventeranno dei piedi fortissimi. Sei. È passata un'ora da quando abbiamo iniziato a camminare. Non siamo a un terzo del percorso perché a questa velocità mi sa che saranno più di 3 ore e mezza in totale. Ma mi sento ancora bene, quindi ho alte speranze. I piedi iniziano a essere un po' rossini.
E forse è il momento di un secondo check. Questo a posto. Ah! E questo vediamo. Vedo un puntino rosso, ma è proprio piccolo piccolo. Piccolo piccolo piccolo, sì, tutto ok. Continuiamo. Ah, che goduria! Mamma mia, che differenza! Adesso gli aghi di pino e le pigne non sono niente, sono dei cuscinetti morbidi. Le prospettive. Andate, andate. Ciao. Ciao Mandy. Ciao. Come fai a camminare così? Così scalzo dici? È la prima volta che provo, è un Sì. esperimento, vado Sì. molto piano e per adesso sta funzionando. Sì, che bravo. Di solito a casa sono sempre scalzo. Ah, sei abituato, Quindi, diciamo, sì, più o meno, a casa, sì. però qua poi è un'altra cosa. Comunque ho le scarpe, quindi Sì, sì, tu sei al comunque massimo. attrezzato, Sì. bravo, però fa bene secondo me, sono delle, no? Va Sono d'accordo. bene, bravo. Grazie. Ciao. Ciao, buona camminata. Anche a te. Ma dai, che bello, che positività. Pensavo mi dessero del pazzo e invece mi hanno addirittura sostenuto in questa scelta. E in effetti ci sono tante teorie sul grounding, su questa tecnica di ritornare, diciamo, a contatto diretto con la terra, camminando scalzi nella natura, non sull'asfalto, non sul cemento, perché così come le scarpe sono degli isolanti e ci isolano dal terreno, nel senso che non riusciamo a creare questo collegamento, ad avere questa trasmissione di energia tra il corpo e la terra, mentre camminando scalzi, dove appunto non ci sono asfalto o cemento, si riesce a creare questo collegamento. E devo dire che non ci stavo pensando, ma ora che ci faccio caso mi sento sereno, ma ho una serenità, una calma, una tranquillità veramente fuori dal normale. Normalmente sono molto calmo, però in questo periodo ero un po' stressato, sono successe un po' di cose e adesso se mi fermo mi sento veramente bene. Non so se è l'effetto della montagna che ha sempre questa influenza su di me o se è proprio il grounding, ma sto alla grande. No! Oh. Ho perso il mio fidato amico. È stato un onore. È stato molto utile. Dobbiamo trovarne un altro.
non sembra così lontano. E sono passate quasi 2 ore. Guarda che bello. Per non farmi... Oh, 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 oh! Ce la facciamo. La ghiaina che passa per le vita, wow! Ah, ah. Ah. La cosa bella è che quando finirà questo tratto di ghiaia di roccia, oh, che rischio! Stava per cadermi un sasso sul piede. Quando finirà questo tratto, tutto il resto mi sembra una passeggiata. Ok, vedo la cima, il mio corpo vuole continuare e arrivare su perché sento che ce la posso fare, però facciamo una piccola pausetta e mi metto un altro po' di vaselina, dato che non so se è stato un effetto placebo o se veramente ha avuto effetto, però mi ha dato questa sensazione, quindi che sia un supporto mentale o che sia veramente un supporto fisico sicuramente aiuta. Anche l'altro piede non mi sembra niente male. Qui c'è un graffiettino, niente di grave. Qui è un po' sporco, forse ho camminato sulla pece. E qua c'è la grattatina, forse un po' più importante, ma è veramente una stupidaggine. Ok, allora, se vi fa impressione il sangue o vi spaventa o non so io, se avete questa fobia non guardate la prossima scena, saltate a tra 1 minuto, 2 minuti. C'è un po' di sangue, ma non capisco da dove... vedi, mi sono fatto un piccolo buchino lì, però è sopra il piede. Ma non mi sembra nulla di grave, giusto un piccolo buchino, probabilmente ho beccato una spina sul dito, però è sopra, quindi non c'è nulla sotto di ferito, perciò vi dirò che proseguiamo.
Uhuhu! Uhuhu! Sono contentissimo, ce l'abbiamo fatta e potrei andare avanti, ma non lo so. Voglio diventare uno hobbit. Guardate che meraviglia. Guardate dove ci hanno letteralmente portato i nostri piedi. Adesso facciamo un ultimo check per vedere come sono sotto e così vi faccio vedere il risultato finale e poi mi metto le scarpe e ridiscendo. Sta già scendendo un po' la luce e inizia a fare un po' freddino, quindi penso che mi metterò in marcia rapido per tornare indietro. Ma io direi che sono perfetti. Un piccolo graffettino qui. Vediamo l'altro. Mamma mia, spettacolo. E questo significa che possiamo fare altre sfide così. Spero che vi sia piaciuta perché mi sa che ce ne saranno altre. E se vi è piaciuta mi raccomando mettete un like, condividete il video e se non l'avete già fatto iscrivetevi al canale, che vuol dire molto per me, mi supporta un sacco. Bene, questa giornata è terminata, questa sfida è finita. Grazie per essere venuti e ci vediamo alla prossima. Ciao bellissimi!